Allora, eccoci qua per l'ultima parte della nostra trasmissione. Allora, abbiamo anche dei telespettatori che erano in attesa di intervenire telefonicamente, e quindi noi diamo voce anche a un paio di loro, e mi scuso con quelli che non potranno parlare, che si erano prenotati. Allora, sentiamo il primo telespettatore. Buonasera, il suo nome e da dove chiama? Buonasera, sono Michela da Annone Veneto, la realista. Buonasera signora Michela. Mi sbrigo in poche battute. Grazie di aver aspettato. Grazie di aver aspettato, prego. Siccome ci sono sia politici che esponenti delle forze dell'ordine lì in studio, intanto sono d'accordissimo con l'editore Casa in quando dice quantifichiamo anche quanto rubano dal Veneto per portare oltre, perché vedete, io penso che dal Veneto abbiano rubato tra metalli, rame, oro eccetera, e i danni che lasciano quando vengono a rubare nelle nostre case, abbiano rubato per miliardi, e questo impoverisce ulteriormente il tessuto di noi veneti. Per quanto riguarda poi l'argomento di questa sera, mi premeva dire: chi dovrebbe legiferare per cambiare questo sistema di politica, di forze dell'ordine e quant'altro? I politici? Sono quei politici inutili, idioti, che si sono spartiti 50 milioni di euro in consiglio regionale per chiudere il bilancio tra centrodestra e centrosinistra? Questi sarebbero quelli che devono legiferare, e non parlo solo di quelli regionali ma anche di quelli statali. Sono questi i politici che dovrebbero legiferare? E se in Veneto si sono spartiti 50 milioni di euro per chiudere un bilancio tra centrodestra e centrosinistra, mi si dice che ad esempio in Campania qualche giorno fa ci siano addirittura divisi 100 milioni di euro per questo fatto lo stesso. Mi chiedo e mi domando, i prossimi anni, oltre a questo problema, ce ne saranno molti altri, anche ben più gravi di questo, e di cui nessuno si preoccupa o si occupa. Sentiamo tanto dire degli africani, degli asiatici, delle guerre in giro per il mondo, quando qui da noi non c'è una guerra, c'è una guerra silenziosa, signori, che nei prossimi anni ci porterà a pensare ad avere problemi di sovrappopolazione, di inquinamento ambientale ed industriale, e il solito classico grande inquinamento di dissesto idrogeologico. Per quanto riguarda un'ultima considerazione, sentivo Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, l'altro giorno dire che loro vogliono vivere in modo molto blando, non vogliono essere produttori di prosecco intensivo, non vogliono avere intensive produzioni industriali, però magari bucolicamente vogliono i 180 milioni per il Maggio Fiorentino, per il G8 e quant'altro. Se qualcuno di voi vuole rispondere, grazie. Grazie signora Michela. Abbiamo un altro telespettatore che è in attesa, lo ascoltiamo anche lui. Buonasera, il suo nome per cortesia, da dove chiama? Pronto? No, sono una donna. Ah, buonasera signora, chiedo scusa, mi avevano detto ne hai un altro e allora ho pensato che fosse un telespettatore. Buonasera. La perdono perché è lei, dottor Tivellano. Grazie, troppo buona. Troppo buona. Senta, Prego. dopo questa amara risata vorrei fare una domanda. Prego. Apro una brevissima parentesi per il signor Bressa, perché una volta, pochi mesi fa, io dissi che l'ISIS sarebbe diventato un problema enorme e sarebbe scoppiata questa bomba, e abbiamo visto, no? Cosa sta succedendo. Lui mi rispose in maniera, fece un giro di parole dicendomi che era un po' scema e anche un po' matta, perché disse che facevo della dietrologia. Chiudo la parentesi perché Lei è la soddisfazione me la sono già presa. Signora, chiedo scusa, lei è la signora Paola da Ferrara? Sì. Bene. Forse perché parlava di islamizzazione dell'Europa. Sì. Mi scusi. Prego signora. L'ho detto. E adesso mi rivolgo direttamente ai rappresentanti delle forze dell'ordine, e che io stasera ho sentito accorati, arrabbiati, giustamente, molto giustamente, con un
ministro degli interni, che non oserei neanche definire, perché se lo definiscono mi mandano in galera immediatamente. Però signora, per carità, immaginare quello che è. Bravo. Siccome io in galera non ci sono mai stata, non ci voglio neanche andare adesso. Ma è difficile entrarci adesso. Però ne penso il peggio, mi creda. Va bene. Questa domanda abbastanza secca è questa. Visto e considerato le considerazioni veramente interessantissime che avete fatto stasera, alla luce dei fatti che stanno succedendo, tipo questa schifosa di Europa che addirittura i diritti umani, quando sappiamo come noi dobbiamo tenere gli immigrati perché non siamo in grado di poterli accogliere. Lasciamo perdere, non entriamo in questa cosa. Io vi chiedo, voi cosa avete intenzione di fare nelle prossime 24, 48 e 70 ore? Grazie, buonasera a tutti. Prego, grazie. Come sempre il nostro dovere. Come? Noi continueremo sempre a fare il nostro dovere. Quindi continuerete a servire questa Repubblica, con la stessa passione che ce l'ha fatto dal primo giorno che siamo entrati in polizia. Quindi così rispondiamo alla signora Paola da Ferrara. Bene, professor E noi Caro, continueremo a dare informazioni. Comunque, assolutamente. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, però io vorrei sentire un'ultima vostra considerazione invece su quella sul tema con cui abbiamo aperto questa nostra trasmissione, cioè quello che è il futuro della polizia, in che direzione bisogna andare, cosa bisogna mettere in campo. Noi abbiamo accennato alla questione della tecnologia, professor Casa, abbiamo parlato telecamere che siano di qualità a questo punto, quindi più tecnologia, però anche per voi operatori del settore che ci sia una preparazione e, chiamiamolo così, un addestramento che sia adeguato, perché da quello che è emerso questa sera, cioè intendo dire, se è vero che andate a sparare 3 volte all'anno, non dico per carità che un poliziotto deve sparare in continuazione, però insomma credo, no? Balestriero, cosa dici? Siamo sicuramente in difficoltà sia per quanto riguarda... Adesso noi parliamo di polizia, dopo non so come sia per la Guardia di Finanza, Carabinieri. L'ordine sono nelle stesse condizioni, chiaramente. Allora, con questo voglio dire che si deve incentivare l'utilizzo delle armi, però se uno ce l'ha in tasca deve anche saperla usare con competenza. Qui parliamo di formazione tout court, cioè voglio dire, noi facciamo formazione, o meglio ci sono dei programmi che riguardano la formazione anche di tutto quello che riguarda l'aspetto delle innovazioni giuridiche e quant'altro, che chiaramente vengono seguite, ma lo ribadisco, con estrema difficoltà e soprattutto con scarsissime risorse, cioè non abbiamo molte risorse a disposizione per questo settore. La riprova sta nel fatto che un corso antiterrorismo, che è quanto più attuale vi sia in questo momento, non riusciamo a farlo, per esempio, ma ci mancano gli strumenti, lo abbiamo visto, gli strumenti giuridici adeguati. Torno per un attimo sul reato di tortura che sta per essere approvato. Io vorrei ricordare alla politica e ricordare a me stesso che leggendolo ci sono alcuni aspetti delle faccende assolutamente preoccupanti. Stiamo parlando di sofferenze psichiche che ha un'alea difficilmente quantificabile, interpretativa poi. Ok, ora io mi auguro che il passaggio in Senato sappia bilanciare adeguatamente una norma che, per carità, è necessaria perché l'Europa ce lo impone, ma tante altre norme, come stavamo dicendo prima, o tanti altri aspetti ci vengono imposti dall'Europa. Ricordo per esempio la banca dati DNA, noi siamo come buoni ultimi nella realizzazione di questa cosa, piuttosto che del numero unico, piuttosto che del fatto che le forze di polizia in Europa dovrebbero essere tutte civili, noi ne abbiamo una militare. Ora, questi aspetti evidentemente fanno sospettare che dietro questa questione della sentenza della Corte europea e della improvvisa accelerazione, per carità dovuta, è necessario che ne parliamo. Abbiamo visto i fatti della Diaz che sono assolutamente, come diceva il professor Casa, assolutamente non condivisibili sul piano operativo, sul piano delle scelte, che però voglio ricordare sono scelte che sono partite dall'alto. Non mi consta che siano scelte che sono partite dal personale che lì vi operava in senso esecutivo, ma chi aveva compiti direzionali ha evidentemente pianificato. La consapevolezza di cosa stava succedendo. Sulla questione del reato di tortura, che è uno degli strumenti, diciamo così, che avremo a disposizione, vorrei segnalare un altro aspetto. Vorrei segnalare che questa tipologia di reato sicuramente pone gli operatori di polizia in seria difficoltà e li pone ovviamente nel dubbio
quantomeno di dire, beh, ma quello che, di intervenire oppure no, quindi vi è il rischio della disaffezione, e questo è un aspetto della faccenda che deve essere bilanciato, e non è allo stato attuale non è assolutamente bilanciato, perché abbiamo la violenza, le minacce, l'oltraggio depenalizzati. Quali sono gli strumenti in capo ad un operatore di polizia per difendersi oggi? Ma guardate che non stiamo parlando soltanto di episodi di piazza, vi voglio raccontare solo un episodio banalissimo nell'ambito del diritto amministrativo. Voi sapete, la polizia stradale opera nell'ambito del diritto amministrativo, quindi quando sanziona, quando fa attività antinfortunistica, beh, oggi come oggi il contenzioso è decuplicato a confronto di quello che succedeva anni fa. Beh, non è infrequente che ci sia gente che non gli sta in tasca l'attività contravvenzionale che viene fatta dall'operatore e denunci il collega per omissione di dati d'ufficio. Ora, è chiaro che non siamo in presenza di reati così gravi come sono quelli, così assoluti come sono quelli del reato di tortura, però il collega si trova in serissima difesa, e ce ne sono tantissimi di colleghi che si deve difendere. Chiudo su questo per dire semplicemente che spesso e volentieri questi sono colleghi che hanno defadiganti iter processuali che si concludono magari addirittura neanche in dibattimento, in istruttoria, e vedono i colleghi proclamati innocenti ancora prima di andare in dibattimento, pagare le spese d'avvocato per poi dopo vedersele decurtate dall'avvocatura dello Stato, che ritiene insindacabilmente che non debbano essere corrisposte secondo quanto presentato a parcella. Allora, questi sono aspetti che sono la carne della nostra realtà di politica. E un'ultima cosa sulla faccenda dei reati di tenuità. Guardate che c'è un problema serio in ordine al fatto che vi è una percezione della reiterazione differita, perché il casellario giudiziario, e lo dicono i magistrati, non è aggiornato. Certo. Quindi, siccome la decisione in sede dibattimentale viene presa sul casellario giudiziario, i bonus possono aumentare. Ora, se nel frattempo questa persona ha abitualmente e reiteratamente e non appare, è chiaro che il mio giudizio, che si basa su dei dati che non sono aggiornati, allora qui è necessario un intervento non solo legislativo ma anche organizzativo, certo. Perché il casellario giudiziario non può tenere conto, anche proprio perché se la reiteratezza traccia un profilo della persona. Ora, se io non ho questo dato, come posso combinare in maniera equa? E allora la parte offesa di cui lei parlava prima, e cioè il privato cittadino che dice no, non mi sta bene, potrebbe trovarsi in seria difficoltà. Allora io credo che questi sono i ragionamenti sui quali ci dobbiamo tenere sempre presente come dire, che la barra del nostro timone deve essere sempre rivolta alla protezione dei deboli. Certo. Non delle persone che hanno le disponibilità economiche. Certo. Caffini diceva proprio quest'anno, l'anno scorso. Dicevo, il punto fondamentale è che oltre a non avere gli strumenti, qui abbiamo anche un grosso problema a livello di tutela legislativa, cioè con l'evoluzione di queste norme siamo più penalizzati noi operatori che gli altri. Dicevo, è capitato proprio un episodio un anno esatto qui a Padova. Abbiamo avuto un esponente dei centri sociali che ha come dire, accusato degli operatori di polizia di averlo picchiato, di avergli rotto delle costole. Il giorno dopo c'è stata una manifestazione non organizzata davanti alla questura, dove si è cercato in maniera come dire, molto scenografica di architettare tutto un bel discorso che poi riportava al reato di tortura di cui stiamo parlando oggi, al numero identificativo. Però purtroppo cosa è successo? È successo che tra le proposte c'è anche quella del numero identificativo dell'agente. Un'altra perla. Qual è stata la fortuna, e dico in questo caso la fortuna, che ci fossero state delle telecamere sia sulla Riviera, dove diceva di essere stato picchiato la prima volta, che all'interno della questura, che l'hanno, diciamo, smentito, perché altrimenti i nostri colleghi si sarebbero trovati in grandissima difficoltà a dover dimostrare la loro innocenza su un fatto che non avevano commesso. Per questo noi abbiamo paura del reato di tortura, per come è stato strutturato, perché sotto c'è, come dire, un pregiudizio ideologico che a noi non piace.
Non piace assolutamente, perché vanno bene qualsiasi forma, va bene qualsiasi forma di aggiornamento, va bene l'apertura alle disposizioni europee, ci va bene qualsiasi cosa, purché non venga viziato alla fonte. Questo è fondamentale. Certo. Assessore Saia, manca una vera intelligenza, un vero progetto per la sicurezza e per le forze di polizia in Italia? Mi pare che manchi tutto. Cioè qui la domanda di base è difficile da una risposta, perché ci fermiamo prima. È come se, facciamo un esempio così un po' più leggero, c'è il calcio, stiamo pensando a come organizzare la squadra, che formazione fare, che aggiornamenti, che tipo di allenamenti, però contemporaneamente nelle regole decidiamo che i rigori non esistono più, quindi uno può essere falciato a sangue, le invasioni di campo possono essere fatte senza problemi, cioè voglio dire... No, la domanda gliela faccio perché in questi ultimi anni la sicurezza è sempre stato il cavallo di battaglia di tutti, lo è ancora adesso. Il cavallo di battaglia in campagna elettorale, poi quando c'è da lavorare, quando c'è da fare le cose, quando c'è da comprendere, conoscere, capire, andare nelle caserme a vedere cosa gli manca, magari come amministrazione andare a supportarli, come abbiamo fatto con il reparto prevenzione crimine, adesso le macchine che mancano, adesso ne stiamo prendendo una per la questura, perché non a pezzi, sono a pezzi, ma a Roma non manca niente, a Roma non manca niente. Ti assicuro che a Roma non manca abbiamo niente. anche 260. Ecco. Sì, allora qui non si sa da dove cominciare, perché nel frattempo che tu elabori, speri, immagini, razionalizzazione delle forze dell'ordine, costi, evitare le duplicazioni, le situazioni amministrative, noi veniamo da un sistema paese che a un certo punto, siccome si è accorto che le divise nuove della finanza erano simili a quelle della forestale, che nel frattempo dopo 2 anni la sciolgono, hanno cambiato tutte le divise, ma non del corpo più numericamente più piccolo, quindi, certo, ma quelle più, e quindi 300, 400, 500 milioni buttati via, oppure perché da legione a regione i carabinieri cambia tutto, cose, cioè centinaia di milioni buttati via, ma solo sprecati di base. Dopodiché le decuplicazioni e la politica che gli è andata dietro, la gara fino a qualche anno fa dei sindaci, ognuno voleva la caserma dei carabinieri, nessuno a dire cosa mi serve per dare a dormire a loro, vabbè, dopo c'ho più sicurezza, c'ho l'operatività, cioè è il sistema paese che su questo è veramente... Guarda, io non dico lo sbando, solo perché loro tutti i giorni sono ancora là a fare il loro dovere, nonostante le caserme o le questure che gli cascano a pezzi, nonostante i mezzi che non ci sono, nonostante gli addestramenti, nonostante tutto quello che sappiamo che non c'è, e gli esempi pessimi e le leggi che ogni giorno peggiorano, e sono ancora lì. Il giorno che questi mollano, non so se siamo qua tranquilli, lei che è stato senatore, non so se siamo che è stato a Roma oggi, che con la classe politica che abbiamo cosa dobbiamo fare? È una classe politica che nel tempo ha preso in giro questa categoria, perché non se le ha fatte entrare in pancia le loro sofferenze, le loro problematiche, e quando si potevano fare le cose non le hanno fatte. Oggi le stiamo anche peggiorando, e quindi messo insieme non si salva nessuno, certo, lo dico con chiarezza, certo. Si salvano i singoli, io mi tolgo, i singoli si salvano, di destra o di sinistra, a livello locale o nazionale, ma stiamo parlando dei singoli. Prendo spunto da quello che dice l'assessore Saia per rispondere alla prima telespettatrice, perché abbiamo ha nominato la Regione. Ma sapete che competenza ha sul tema sicurezza la Regione? Zero spaccato. Eppure dal 2004 la Regione Veneto fino ad oggi ha stanziato 64 milioni di euro, non uno, 64 milioni di euro. Allora dico, seppur non aveva competenza e merito, Roma non manda un euro alla Regione Veneto per la sicurezza dal 2004. Solo grazie al governo dal 2004, poi adesso recentemente negli ultimi 5 anni Zaia, si è arrivati comunque a tamponare un pochino la situazione, che comunque è molto grave, ma sicuramente per colpa del governo centrale che penalizza tantissimo la Regione Veneto in particolare. Sì, su questo mi verrebbe subito da precisare, visto che è vero che sono stati stanziati 64 milioni dal 2004 a oggi. Il problema è che li ha stanziati Galan durante i suoi primi 5 anni
di mandato, ma con Zaia sono stati ridotti praticamente a zero, ed è uno dei motivi per cui quella scuola regionale di polizia locale di cui si parlava a inizio trasmissione è stata chiusa. Circa 20 milioni, venivano dati non zero, dei soldi, delle risorse per la realizzazione di telecamere, per modernizzare le sale operative, per le caserme, soldi che sono scomparsi, e la Regione Veneto negli ultimi 5 anni con Zaia ha una responsabilità in questo. Non solo, perché in Veneto non si è mai posta la questione, non si è andato fino in fondo nella realizzazione di un CIE? Adesso lo dico anche a voi che siete operatori della sicurezza. Un CIE sarebbe un centro di identificazione ed espulsione, sarebbe utile perché nel momento in cui alcune persone devono essere espulse dal nostro paese, anche a fronte magari di atti di criminalità che vengono insomma ravvisati sul territorio, non avendo una struttura a disposizione, spesso hanno il foglio di via in tasca, lo buttano nell'aiuola e continuano a farsi un giro per la città. Non ci sono più adesso. Noi ci chiediamo a Zaia perché in questi anni, come hanno fatto altre regioni, l'Emilia Romagna ne ha fatti 2. Scusate, termino il ragionamento. Chiediamo a Zaia perché in questi anni non si è impegnato per la realizzazione di una struttura di questo tipo, che sarebbe utile proprio per assicurare le persone alla giustizia o far sì che non siano ancora per la strada con il foglio di via in tasca. Ma questo funzionava. Dobbiamo chiudere, professor Casen. Il quadro che ne esce è un quadro preoccupante. È un quadro assurdo, perché le spese di polizia ci sono, non c'è efficacia ed efficienza, e quindi a questo si aggiunge poi che i giudici possono interpretare se questo malandrino è più o meno malandrino, e di fronte a un reato certo lo lasciano pure andare a casa. Io sto dicendo, allora, noi abbiamo i nostri che sono italiani e abbiamo le carceri peggiori d'Europa e vanno a finire lì perché se le meritano. Uno sa, se vado in galera me lo sono meritato e basta, perché sennò questo buonismo all'italiana mi sembra eccessivo. Seconda cosa, quelli che vengono da altri paesi vengono rimpatriati e la cosa si risolve con una rapidità unica, si azzera tutto. Non mettiamo i giudici di fronte alla difficoltà, le carceri sono piene, allora devo essere buono, devo essere cattivo, se li metto dentro dopo devo ributtarli fuori perché allora il governo dovrà fare un indulto, no, non esiste, si rimandano a casa, allora l'Europa funziona. L'altro aspetto, quello che si era iniziato a discutere, sarebbe interessante, quello dei controlli. Allora, la inefficienza dei controlli con le telecamere sono dei piccoli Mose. Ormai, parola ci aiuta a capire. Si fanno degli appalti di strutture che non funzionano. Se poi c'è una ditta che mette una struttura che funziona perfettamente, in alta definizione, a un prezzo infame, si distrugge e non si fa funzionare. Allora, siccome noi facciamo sistemi di sicurezza, è una delle attività, oltre alla televisione, che facciamo software, hardware, memorie, facciamo anche controlli visivi, cioè se passa una persona davanti alla telecamera, il computer automaticamente controlla se è lui. E quindi posso sapere anche se è schedato questo qua, se può entrare o non può entrare. Ci sono questi sistemi. Li abbiamo dati a una grossa compagnia privata di Roma. Non funzionano, non possono funzionare perché sennò tutte le altre ditte che forniscono a prezzi folli queste cose dicono: ma allora noi cosa stiamo a fare qua? Certo. E non abbiamo spartito niente con nessuno, abbiamo preso un piccolo appalto, abbiamo fornito questa cosa, dopo abbiamo detto grazie, funziona benissimo, grazie, non abbiamo più bisogno. Messa da parte, ci hanno chiamato una volta per una manutenzione, l'impianto è stato chiaramente manomesso e dopodiché siamo spariti dalla circolazione. Allora, se invece ci sono degli appalti dove c'è una garanzia che l'appalto viene controllato in base alla qualità, voi non avete problemi di identificare uno a 20 metri come fatto, poi se è incappucciato, vabbè, è un'altra cosa. Ma attenzione, da come si muove,
da come cammina e da tante cose, li puoi riconoscere. Sicuramente, se riesco a inquadrarlo con altre telecamere in altri motivi di reato, riesco a identificare sempre lui. Poi se vado a scoprirlo perché è smontato dalla macchina e si è tolto il cappuccio, cosa che è possibile fare, il computer riesce anche ad identificarlo. Oggi il computer riesce a fare delle cose che sono inimmaginabili, a costi bassissimi. Posso monitorare tutta Padova a costi che sono irrisori, in una qualità che è sicuramente soddisfacente. Perché, scusate, se ciascuno di noi ha una macchina fotografica di alta qualità in tasca, perché deve costare una telecamera centinaia di migliaia di euro e fa meno di una telecamera, una cinepresa che ho in tasca, che è un piccolo computer che fa ben altre cose, tra cui anche la fotografia. Allora c'è qualcosa che non funziona. È questo che dobbiamo partire, perché se no non usciremo mai da questa situazione. Dobbiamo controllare gli appalti. Allora anche le forze dell'ordine saranno agevolate a poter controllare meglio e fare meno fatica. Certo, ci fermiamo qua. Grazie a Fabio Ballestriero del SAP, a Maurizio Saia, assessore alla sicurezza del Comune di Padova, Fausto Fanelli, segretario del COISP, Antonio Bressa del Partito Democratico di Padova, Filippo Lazzarin, Lega Nord, Cristiano Caffini, segretario provinciale di Padova del SIAP. Grazie anche al nostro editore Ermanno Cadre. Buonasera, mi scuso con i telespettatori che non hanno potuto intervenire telefonicamente. Daremo voce la prossima settimana alla prossima puntata di TV7 Match. Arrivederci, buona serata.